Buonasera, da Sicilia 24 vediamo i titoli del telegiornale. Anche progetti finanziati con fondi PNRR tra le attività dell'architetto al servizio di Messina Denaro, arrestato oggi con altri 2 insospettabili per la procura di Palermo attorno al boss, e ancora nebbia fittissima. Altavilla Milicia, da persone conosciute su Facebook a guide spirituali, emergono particolari sulle trame dei rapporti tra i protagonisti della strage familiare. Domani intanto i 2 fratelli uccisi troveranno degna sepoltura. A largo di Gela un imponente giacimento di gas naturale. Si lavora all'impianto di trivellazione. Entro l'estate fornirà il 40% del fabbisogno del paese. Il progetto stravolgerebbe la città. Da Messina il leader dei Verdi Bonelli ribadisce il no al ponte. Quando l'onestà vince sulla tentazione. A Catania un migrante libanese trova un portafogli e lo consegna in questura. L'incontro con il legittimo proprietario proprio davanti agli agenti di polizia. Dal mistero della Pasqua un messaggio di speranza in prossimità della festività religiosa, le riflessioni dell'arcivescovo di Catania Renna. Il calcio in un Massimino deserto, domani il Catania affronterà il Giuliano nell'anticipo di campionato. Zeoli in conferenza stampa, sappiamo quanto conti adesso un risultato positivo. Bentrovati, e allora andiamo subito con l'operazione di oggi, che ha permesso di svelare altri nomi di fiancheggiatori di Matteo Messina Denaro. Tra questi degli insospettabili, primo fra tutti un architetto che, pensate, aveva anche la gestione di progetti che venivano finanziati con i fondi del PNRR, ma ci dice tutto nel servizio Laura Spanò. Emergono nuovi particolari sugli arresti effettuati dal Rosso dei Carabinieri, che hanno portato in carcere per associazione mafiosa l'architetto Massimo Gentile e il tecnico radiologo dell'ospedale di Mazzara Cosimo Leone, per concorso esterno Leonardo Gulotto, agricoltore. L'architetto Gentile, che gestiva per conto dell'ufficio tecnico del Comune Lombardo decine di progetti finanziati con il PNRR. Gentile avrebbe prestato per 10 anni a Messina Denaro la sua identità per avere falsi documenti. È cugino del marito dell'amante storica del boss, Laura Bonafede. Leone invece è l'uomo che ha avuto un ruolo nella trafila sanitaria del boss. Gulotto ha fornito un'utenza telefonica al boss dal 2007 al 2017. E con gli arresti arriva anche l'atto d'accusa della procura, che parla di totale omertà che avvolge tutto ciò che è esistito attorno a Messina Denaro: relazioni, spostamenti, un'omertà trasversale che ha precluso agli inquirenti di avere spontanee notizie, anche insignificanti. Nessuno di coloro i quali ha favorito il boss si è mai presentato alle forze dell'ordine. Messina Denaro era riuscito a creare una rete di persone che gli era completamente devota, anche sapendo che una volta scoperti potevano finire in carcere. Oggi gli investigatori lavorano sulle migliaia di documenti e pizzini ritrovati nell'ultima abitazione del boss in vicolo San Nicola a Campobello. Ma l'atto d'accusa della procura di Palermo non risparmia medici e operatori sanitari, da cui gli inquirenti lamentano di non aver ricevuto aiuto. Così, se per un paziente normale accedere a qualsiasi servizio sanitario in Sicilia è un problema insormontabile, ad un latitante stragista era consentito di poter usufruire del sistema sanitario nazionale di quello Stato che lo cercava da 30 anni, avere corsie privilegiate e godere di assistenza immediata. Una coppia di Caltanissetta è stata arrestata a Cogne dai carabinieri con l'accusa di violenza sessuale in concorso nei confronti di un uomo di 65 anni, riprendendo poi le scene di violenza e minacciando di diffondere i video. Secondo quanto ricostruito, la coppia, un uomo e una donna, aveva preso in affitto nel giugno scorso uno degli appartamenti a Cogne, appunto in Val d'Aosta, di proprietà della vittima, intavolando prima rapporti amichevoli per poi costringerlo in almeno una decina di episodi a subire rapporti sessuali. Durante una violenza sarebbe anche svenuto. Andiamo ad Altavilla Milicia, troveranno domani finalmente degna sepoltura i 2 fratelli che sono state le vittime insieme alla mamma della tragedia, della strage familiare nel paese in provincia di Palermo. Intanto però emergono anche dei nuovi particolari che sono legati ai rapporti tra i Barreca, in particolare tra Antonella, appunto la moglie, e i figli di Dio. Sentiamo Maglio Viola.
Saranno seppellite domani nel cimitero di Alta Villa Milicia le salme di Kevin ed Emanuel Barreca, i due fratellini uccisi a febbraio nella Villetta degli Orrori insieme alla madre Antonella Salamone al culmine di un drammatico esorcismo. Le bare erano rimaste in deposito perché non c'erano loculi disponibili. L'amministrazione comunale, investita dalle polemiche per questa vicenda, è ora riuscita a trovare nuovi posti per tutte e 6 le salme che si trovavano in deposito e domani anche i due fratelli troveranno riposo nelle loro tombe messe a disposizione dal comune. I resti della madre delle 2 giovani vittime sono però ancora all'Istituto di Medicina Legale dell'Ospedale Policlinico di Palermo, dove sono in corso ulteriori esami. Per i delitti sono indagati e si trovano in carcere il marito di Antonella e padre dei fratellini Giovanni Barreca e la figlia di 17 anni, oltre a una coppia definita quella dei Fratelli di Dio, Sabina Fina e Massimo Carandente, fanatici religiosi accusati anche loro di aver preso parte al delitto nel corso dell'esorcismo. Intanto emergono altri particolari sull'amicizia mortale fra vittima e carnefici. Un'amica di Antonella ha raccontato gli inizi della conoscenza fra la stessa Antonella Salamone e i Fratelli di Dio, persone conosciute su Facebook e diventate guide spirituali per il marito omicidario confesso. Un'amicizia della quale Antonella era persino contenta all'inizio, prima che la vicenda portasse alle torture e alla morte sua e di 2 dei suoi 3 figli. Una coppia di fidanzati si lascia e scoppia una rissa fra le rispettive famiglie. Quanto è successo a Riesi, siamo in provincia di Caltanissetta, dove i carabinieri hanno arrestato ben 5 persone. 3 di loro, rimaste ferite, sono state trasportate negli ospedali di Mazzarino e di Gela. Gli arrestati, tutti incensurati, sono stati condotti anche appunto ai domiciliari. Il giudice, dopo la convalida degli arresti, ha poi disposto per tutti la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Voltiamo decisamente pagina. Dal mare di Gela allo sfruttamento di un ingente giacimento di gas, in via di completamento i pozzi sottomarini e l'impianto di trattamento del gas naturale. Tra qualche mese la produzione coprirà, pensate, il 40% del fabbisogno nazionale. Sentiamo Gerry Italia. Argo Cassiopea diventa realtà e in via di completamento la realizzazione dei 4 pozzi sottomarini e dell'impianto di trattamento del gas naturale nell'ambito dello sviluppo dei giacimenti a largo delle coste gelesi. Le riserve sono stimate in circa 10 miliardi di metri cubi di gas e la produzione annuale di picco supererà il miliardo di metri cubi, pari quasi al 40% del fabbisogno nazionale. Enimed e Saipem hanno fatto il punto dello stato di avanzamento di lavoro a bordo della Saipem 10.000, la nave che sta conducendo le fasi di perforazione. Il progetto cardine del protocollo d'intesa del 2014 vedrà la sua piena realizzazione e messa in produzione già nell'estate del 2024, come conferma l'amministratore delegato di Enimed, Alina Pomar. Il gas di produzione dei 4 pozzi sottomarini di Argo Cassiopea verrà convogliato all'interno della pipeline da 60 km che abbiamo già posato nell'estate, per poi approdare all'interno della bioraffineria di Gela e arrivare alla stazione di trattamento e compressione, nel quale il gas verrà portato a specifica SNAM per poi poter entrare nella rete nazionale, contribuendo con una portata attesa di picco di 1,5 miliardi di metri cubi annui. È un progetto che noi amiamo definire a chilometro zero, che consente di sviluppare delle risorse nazionali, contribuendo in parte ovviamente alla crisi energetica e sicuramente uno step importante nella transizione energetica che stiamo vivendo. L'avvio dell'impianto consentirà al territorio di recepire le royalties estrattive grazie alla nuova disciplina recentemente approvata all'ARS sulle estrazioni offshore. In Commissione Ponte a Messina il leader dei Verdi, Angelo Bonelli, ha ribadito ulteriormente il suo no. Il progetto, ha detto, stravolgerà la città e non esiste un calcolo costi-benefici. Francesco Triolo. Perplessità, dubbi, la preoccupazione che il ponte sullo stretto stravolga il tessuto dell'intera città per i prossimi decenni. La presenza del portavoce di Europa Verde, Angelo Bonelli, a Messina in audizione davanti alla Commissione Ponte del Comune è stata l'occasione per portare la voce del popolo dei contrari nell'aula consiliare. Bonelli ha sottolineato come non esiste un'analisi costi-benefici dell'opera, ma che si sta andando avanti alla carlona con la delineazione di un rapporto che legherà lo Stato al consorzio Eurolink per i prossimi anni, tutto a spese dello Stato italiano. Bonelli ha anche evidenziato come ancora non vi sia stata alcuna risposta alle 68 osservazioni fatte sul progetto. Gli atti sono tenuti riservati, ha detto, e noi siamo pronti a presentare
uno esposto all'Unione Europea. Intanto però lavora all'integrazione di quello presentato alla Procura di Roma e sul quale è stata aperta un'inchiesta. Un messaggio chiaro Bonelli lo ha lanciato all'amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci. Noi andiamo avanti in maniera molto determinata, non lasceremo senza respiro. Io glielo dico a Ciucci, mi dispiace ma sarò il suo incubo da questo punto di vista, lo dico con molta serenità e rispetto, perché le vere priorità della Sicilia sono altre. Salvini sta facendo una grande forzatura e si sta prendendo una grossa responsabilità, ha aggiunto Bonelli. Al suo fianco c'era la responsabile trasporti di Sinistra Italiana Maria Campese, che invece ha evidenziato come Sicilia e Calabria abbiano la necessità di potenziare le infrastrutture viarie interne per una mobilità vera. Il ponte senza queste diventa inutile, ha detto. La siccità incombe pure in Sicilia, in particolare a Palermo. Metà dell'acqua erogata si disperde, uno spreco paradossale se si considera che gli invasi sono semivuoti. Marco Gullà. Quasi paradossale. La siccità incombe eppure in Sicilia e in particolare a Palermo l'acqua viene sprecata o forse meglio buttata. In occasione della giornata mondiale dell'acqua l'Istat ha presentato l'annuale dossier sull'uso di uno dei beni più preziosi in assoluto e in Sicilia se ne spreca abbastanza. Metà dell'acqua immessa nella rete della città di Palermo si disperde in 1000 rivoli o viene prelevata irregolarmente come allacci abusivi. Di 345 metri cubi d'acqua pro capite che viene immessa negli impianti ne arriva a destinazione esattamente la metà, 173 metri cubi. Palermo è anche la città italiana che dopo Cagliari, tra i capoluoghi di regione, disperde più metri cubi d'acqua al giorno per chilometro di rete idrica, circa 100. Ma perché accade tutto questo? Le infrastrutture che dalle sorgenti e dalle vasche di raccolta dell'isola dovrebbero portarla fino alle città e alle nostre case sono vecchie e con poca manutenzione all'attivo. Dati preoccupanti se si considera che ci avviamo verso una stagione, l'estate, in cui a causa della mancanza di piogge gli invasi sono semivuoti. Sarebbe il caso di non sottovalutare quello che potrebbe rappresentare un problema decisamente preoccupante per la nostra terra. Adesso vi raccontiamo una storia decisamente edificante, quella di un uomo che è appunto un libanese, un migrante libanese, che a Catania trova un portafogli per terra, decide di non lasciarsi tentare e lo porta in questura. Proprio lì incontra l'uomo che lo ha perduto, si trattava di un turista e in questo incontro nasce certamente una stretta di mano. Lui è davvero felice di avere fatto questo favore al turista. Giusy Lazzara. Tutto in un attimo. Trova un portafogli con denaro e documenti a terra in Piazza Duomo a Catania. Per un momento esita. Sam è un migrante libanese che richiedente asilo politico da 7 mesi in città. Decide cosa fare e corre alla locanda del Samaritano, dove è ospitato per dormire, e racconta tutto alla volontaria. Insieme vanno in questura e consegnano il portafogli. A Sam non parla l'italiano, solo in arabo racconta. Sono una persona onesta. So qual è il valore dei documenti e sono felice di avere aiutato un turista. Caso volle che nello stesso momento che aveva smarrito il portafogli di passaggio a Catania era andato a denunciare. I due si incontrano. Lui parlare grazie mille, tu bravo ragazze. Naturalmente il sollievo di entrambi per un gesto normale che diventa straordinario nell'assoluta indifferenza imperante. A Ragalna, siamo nel catanese, gli imprenditori acquistano delle telecamere per stanare i civili e piromani d'intesa con il comune, alle prese con tagli e bilanci. Sentiamo Tonino De Mana. Quello che vedete è uno dei tanti incendi che hanno incenerito le campagne di Ragalna. Questo è invece quel che resta di un ulivo secolare. Paesaggi brulli che fanno da contraltare alla bellezza di un territorio patrimonio dell'umanità deturpato da gente senza scrupoli. È in queste colline che si producono fighi d'India, vino ed olio extravergine d'oliva di altissima qualità ed è per questo motivo che un gruppo di imprenditori, venendo incontro alle esigenze degli enti locali, alle prese con tagli e bilanci da far quadrare, ha acquistato 6 telecamere da far installare in punti sensibili, zone trasformate in discariche a cielo aperto.
Già a settembre dell'anno scorso l'ultimo episodio grave è partito, qualcuno ha dato fuoco appunto a un cumulo di rifiuti abbandonati e spinto dal vento il fuoco è arrivato ai limiti della collina, avrebbe creato veramente un disastro irreparabile da un punto di vista ambientale e anche imprenditoriale. Di tasca vostra avete comprato le telecamere, quando entreranno in funzione? Ma infatti ce lo stiamo chiedendo tutti gli attori del progetto. Il sindaco ha accolto con grande rapidità questa nostra offerta perché la sinergia in questi casi è fondamentale. Il comune non ha tanti mezzi, noi cerchiamo di metterci qualcosa, loro hanno l'autorità giudiziaria, giuridica per poterlo fare. Però sono passati 3 mesi, dove sono le telecamere? Dovrebbero essere al comune. Risponde direttamente il vice sindaco di Ragalna, Lucia Saladino. Le telecamere verranno collocate ed entreranno in funzione proprio nei prossimi giorni. Se non ci sono imprevisti, prima di Pasqua sarà già tutto assolutamente operativo. Ed è corsa contro il tempo per bonificare il territorio. Bobcat e mezzi comunali di Ragalna sono in azione da giorni per rimuovere tonnellate di rifiuti. Da tempo auspicate e rallentate dalla solita burocrazia, le telecamere fortemente volute dai privati stanno per entrare in funzione. Incivili e piromani avvisati, mezzi salvati. E adesso ci fermiamo, una pausa, torniamo tra poco con le parole dell'arcivescovo di Catania Luigi Renna in prossimità della Pasqua. Seconda parte di Sicilia 24, siamo vicinissimi alla Pasqua e in prossimità appunto di questa festività religiosa arrivano le parole profonde, piene, dense di significato come sempre dell'arcivescovo di Catania, Luigi Renna. Sentiamo. Dal mistero della Pasqua reimpariamo a vivere, perché se l'umanità è sull'orlo di un conflitto di vasta portata e paesi cristiani o che credono in un Dio unico sono in guerra, vuol dire che dobbiamo tornare alla lezione della croce e della vera umanità. In Arcivescovado a Catania il messaggio di Pasqua di Monsignor Luigi Renna. Sembra tante volte che abbiamo disimparato che cos'è l'amore per la vita. Reimparare a vivere dalla risurrezione significa percorrere la strada che va dal cenacolo al Getsemani, alla croce e poi al giardino della risurrezione. L'arcivescovo invita ad entrare nel cenacolo per imparare il senso di responsabilità con la lezione di Cristo che si china e lava i piedi degli apostoli, a reimparare la pace entrando nel Getsemani per riascoltare le parole di Gesù che invita l'apostolo a rimettere la spada nel fodero e sulla via della croce a reimparare il senso di responsabilità e prendersi cura degli altri. Infine un augurio speciale alla città. La Pasqua, facendoci contemplare il Cristo che ha saputo vincere tutto ciò che è morte, ecco, faccia risorgere Catania e faccia sì che il suo amore per la vita diventi amore non per una vita impersonale, ma per la vita delle persone. Ad Agrigento, nella cattedrale di San Gerlando, è andato in scena il pianto della Madonna di Jacopone da Todi, che descrive le ultime fasi della vita di Cristo. Tra gli interpreti anche l'attrice siciliana Ester Pantano. Sentiamo Davide Sarto. La settimana santa agrigentina è anche artistica, tra rappresentazioni teatrali evocative e suggestive. È il caso del pianto della Madonna, una lauda drammatica di Jacopone da Todi. È stata in scena nella cornice normanna della cattedrale di Agrigento intitolata al patrono San Gerlando. L'iniziativa, ai piedi della croce, è stata promossa dal MUDIA, il Museo Diocesano Agrigentino. Il pianto della Madonna si focalizza non tanto sul patimento del Cristo negli attimi prima della morte, ma sulla sofferenza della Madre Maria, la sua passione nell'assistere alla morte del figlio accettando la volontà di Dio. Tra gli interpreti dello spettacolo anche la nota attrice siciliana Ester Pantano, reduce dal successo della fiction Macari. Approfitto per parlare delle madri palestinesi e di questo periodo e quindi di quello che sono, come se fossero veramente tante madonne, come se questa perdita di figli continua deve assolutamente cessare, i figli della nostra terra, i figli in generale di tutto il mondo, e quindi stop al genocidio. Ho raccolto una parte molto pesante, insomma, è un ruolo che sicuramente doveva essere fatto con misura e dignità e anche e soprattutto umanità. Quindi noi abbiamo impostato lo spettacolo proprio, la rappresentazione proprio sottolineando questo aspetto umano della Madonna.
Nessuna glorificazione astratta della morte di Cristo, ne emerge invece tutta la sua umanità che gli attori hanno reso bene in evidenza. All'evento un numeroso pubblico, compreso l'arcivescovo Alessandro Damiano. Da questa sera su Canale 5 Catania è protagonista nella nuova serie TV girata appunto in città, le vicende del vicequestore Vanina Guarrasi che sono appunto tratte dai romanzi di Cristina Cassar Scalia. Sentiamo Eva Spampinato. Mi chiamo Vanina Guarrasi, vicequestore Vanina Guarrasi. Agatino, buongiorno. Buongiorno dottoressa. Da Palermo a Catania per fuggire da un passato complicato e da se stessa, Vanina Guarrasi è la protagonista della nuova fiction Mediaset che debutta questa sera in prima serata su Canale 5 e con la sicilianissima Giusy Buscemi protagonista è anche Catania, sempre in primo piano fin dal titolo della serie, Vanina, un vicequestore a Catania. Insieme a loro mi trovo ad affrontare i casi più disparati e a trovare risposte a domande molto, molto difficili. Dopo Montalbano, Macari, Squadra Antimafia, la Sicilia torna sul piccolo schermo con una nuova serie tra giallo e poliziesco. 4 puntate tratte dai bestsellers di Cristina Cassar Scalia. 4 mesi di riprese sotto il vulcano hanno fatto del capoluogo etneo un vero coprotagonista. Vanina, dopo una brillante carriera nell'antimafia a Palermo, ancora stravolta dalla morte per mano mafiosa del padre ispettore di polizia, ricomincia proprio da Catania e dalla sezione omicidi della questura. Via col cellulare, ci vogliamo fare ridere dietro. Tra gli altri attori siciliani troviamo Claudio Castrogiovanni, Corrado Fortuna, il catanese Danilo Arena. Squadra unita. Adesso ci fermiamo ancora, una pausa e poi riprenderemo con il calcio. A tra poco. E siamo al calcio. Michele Zeoli, l'allenatore del Catania, oggi in conferenza stampa lo ha detto, siamo ben consapevoli dell'importanza di fare punti in questo momento, un momento decisamente delicato. Le parole giungono alla vigilia di quello che sarà l'incontro di domani in un Massimino deserto contro il Giuliano. Sentiamo. Abbiamo già buttato alle spalle la sconfitta di Torre del Greco e sappiamo quanto sia importante ottenere un risultato positivo domani contro una squadra che sta facendo bene. Il momento di stare uniti, di superare errori e risultati negativi. Il Catania vuole, anzi deve ripartire e deve farlo nel silenzio di un Massimino che nell'anticipo contro il Giuliano sarà deserto per via della decisione di far disputare la gara a porte chiuse. I rossazzurri non possono più sbagliare, la sconfitta di Torre del Greco ha dimezzato il vantaggio sul quintultimo posto che porta ai play-out e che vanificherebbe il percorso in Coppa Italia con la finale di ritorno ancora da giocare. Zeoli sta cercando di far capire anche alla squadra l'importanza di ritrovare quella serenità che sembra smarrita. È una squadra che è ben allenata, con tanti principi, spensierata, perché comunque sia 49 punti, 7° posto, è una squadra che gioca libera di mente, in scioltezza, ripeto, con tanto lavoro alle spalle da parte dell'allenatore. E rispettiamo il Giuliano come tutte le squadre, ma noi in questo momento abbiamo bisogno di muovere la classifica e di regalare una gioia ai tifosi. Sul fronte formazione difficile possa essere dell'11 titolare Chiricò, protagonista di un diverbio con Zeoli che deve dosare anche le forze di Di Carmine e Ciccarelli in vista della partita contro il Padova. Probabile che dal primo minuto giocherà Peralta come trequartista dietro le 2 punte, tutto però dipende dal modulo che Zeoli utilizzerà, se il 3-4-1-2 oppure il 4-3-3. In quel caso potrebbe agire da mezzala con una chance anche per Chiarella. Il dubbio principale, insomma, sarebbe solo la scelta dei 2 mediani. Serve uno scatto d'orgoglio e di carattere per il Catania e questo è il momento per farlo vedere.
È Camillo Placil, nuovo allenatore della Saturnia. La società castellese comincia a svelare le sue carte per la prossima stagione, nella quale sarà impegnata nel campionato di Serie A2 con l'obiettivo di ritornare in Superlega. Arriva così un allenatore di livello internazionale che nella sua carriera ha conquistato tanti trofei ed è già al lavoro con il direttore sportivo Piero D'Angelo per formare il nuovo roster. E sentiamolo adesso, sentiamo le prime dichiarazioni del nuovo tecnico. Eccole. Anche se la squadra è retrocessa in A2, diciamo, questo progetto mi è piaciuto da quando ho avuto il primo incontro in videoconferenza, in videocollo con il presidente Pulvirenti e con Piero D'Angelo, per cui la Sicilia ha storia, la Sicilia ha energia. Catania ha espresso tanta fame di pallavolo e pallavolo di alto livello. Io vorrei fare insieme questo percorso di quest'anno per ritornare in Superlega. Adesso i primi passi sono quelli normali dell'organizzazione, diciamo. C'è un'organizzazione tecnica, quella è la ricerca dei giocatori che potrebbero completare il roster, l'organizzazione dello staff, l'organizzazione del lavoro, per come verrà strutturato e anche la logistica, no, della squadra, dove ci alleneremo, cosa migliorare, cosa possiamo fare meglio delle altre stagioni. Insomma, sono piccoli passi giornalieri che andranno a migliorare quello che dobbiamo fare. E con questo si chiude questa edizione di Sicilia 24. A tutti voi grazie per averci seguito e buona serata.